Buonasera, buonasera a tutti, amici della libreria Ibis e anche amici del Museo dei Tarocchi, e benvenuto a questa serata. Bene, il consueto appuntamento con i giovedì dell'Accademia. Vere e proprie conferenze introduttive ai vari temi che l'Accademia di Studi Ermetici proporrà nel suo piano di studi. Bene, questa sera con il titolo Conoscere l'ipnosi per conoscere se stessi, si presenterà un corso dove verranno fornite le principali indicazioni per comprendere le dinamiche, le tecniche e le varie applicazioni dell'ipnosi, con particolare attenzione a quegli strumenti efficaci anche nei percorsi di crescita e di ricerca dei propri talenti e delle proprie potenzialità. Chi ci accompagnerà alla scoperta di questa disciplina è la dottoressa Giustina Veneziano, che saluto. Buonasera, buonasera Giustina. Buonasera a tutti, buonasera. Con lei dialogherà Ernesto Fazioli. Buonasera, buonasera Ernesto, ciao. Buonasera Cesare, buonasera Giustina e buonasera a tutti. Buonasera. Vi rubo qualche secondo per dare qualche informazione ai nostri ascoltatori rispetto al vostro cammino. Allora, Giustina Veneziano, psicologa e orientamento cognitivo-comportamentale, neuropsicologa, ipnositerapeuta, facilitatore in mindfulness, e il suo interesse principale è diretto allo studio dell'ipnosi e delle modificazioni di coscienza, non solo in ambito clinico, ma anche in ambiti cosiddetti di confine, regressione a tempo irreale, vite precedenti, trans da possessione, eccetera. Da oltre 10 anni utilizza l'ipnosi nell'attività clinica e come strumento principe nella motivazione personale di sportivi, studenti, artisti, musicisti e di coloro che vogliono far emergere il proprio talento. È referente ipnosi nell'ente di promozione sportiva AXI, riconosciuto dal CONI. È didatta, formatore, ECM, e ha fondato a Torino, con il dottor Angelo Gonnella, il centro di ipnosi medica in cui si sono formati centinaia di operatori sanitari. Ernesto Fazioli, dall'80 al 1980 dedica i suoi studi alla ricerca antropologica, è particolarmente interessato alla storia, all'origine e allo sviluppo della cultura ermetica. Dal 2007 coordina il Museo Internazionale dei Tarocchi a Riola di Vergato. Ha al suo attivo numerosi saggi sull'analisi dei simboli e dei misteri contenuti nelle principali realizzazioni artistiche e architettoniche delle città, e fa parte, insieme a Morena Poltronieri, del direttivo dell'Accademia di Studi Ermetici. Bene, Ernesto, proprio a te la parola per introdurre la serata. Un buon ascolto a tutti. Vi ricordo che potrete relazionarvi con i relatori attraverso la chat e rivedere eventualmente questa conferenza sui nostri social. Un buon ascolto. Bene, allora buonasera di nuovo, sono Ernesto Fazioli e siamo arrivati all'ultimo appuntamento della stagione con i giovedì dell'Accademia. Infatti presentiamo un corso della dottoressa Veneziano che si svolgerà nel prossimo semestre, quindi avrà inizio a settembre. Per chi ancora non conoscesse l'Accademia degli Studi Ermetici, è un contenitore di saperi dove appunto numerosi corsi tenuti da altrettanti qualificati docenti raccontano la loro esperienza, la loro storia e appunto la loro conoscenza. Il fine è semplicemente quella di fare un viaggio in questo magnifico mondo che è l'ermetismo, all'interno del quale chiaramente ognuno potrà trovare poi attraverso diverse modalità la propria specifica collocazione. Quindi si può scegliere un corso, 2 corsi, 3 corsi tra i numerosi che sono proposti, oppure invece creare un vero e proprio piano studi composto da 10 corsi in modo tale da avere una formazione il più possibile completa e in questo magnifico scrigno poi poter utilizzare questi strumenti sia a livello personale che nei tanti sbocchi professionali che sono offerti dalle numerose materie che sono contenute all'interno appunto dell'Accademia.
Comunque c'è il sito accademia.it dove trovate tutte le informazioni del corso. Per ogni corso c'è una propria scheda tecnica, una scheda tecnica dove oltre alle informazioni pratiche trovate anche per ogni corso la propria scheda dove l'insegnante si presenta con un piccolo video e poi verranno anche allegati i video che vengono realizzati qui alla IBIS, in modo tale che chi si approccia a un determinato percorso sappia esattamente, innanzitutto conosca l'insegnante, il suo metodo di insegnamento, ma anche tutto il programma. Come vi dicevo prima, stasera abbiamo il piacere di avere con noi Giustina Veneziano, che inizierà il suo corso. Adesso io vi do gli aspetti più tecnici, poi lascerò la parola a lei che invece vi descriverà più dettagliatamente quelli che sono gli argomenti che intende trattare all'interno del suo corso, che si chiama, come ha già detto Cesare, conoscere l'ipnosi per conoscere se stessi. Quindi il corso è un corso che ha una parte di 4 lezioni online che sono praticamente quindi teoriche, e poi prevede invece 2 incontri in presenza a Bologna, dove appunto si fa un po' il punto della situazione, si mette un po' in pratica anche tutto quello che è stato impartito nelle lezioni precedenti. Il corso inizierà il 13 settembre di quest'anno, e per quanto riguarda le lezioni online avrà un andamento 19-21, mentre per quanto riguarda invece le lezioni in presenza il 16 e il 23 novembre, orario 15 e 19. Io non voglio togliere altro spazio a Giustina, per cui ecco che ti lascio la parola appunto per descrivere questo magnifico percorso che intendi proporre all'interno dell'Accademia. Grazie Giustina. Grazie. Grazie. Sì, grazie a te Ernesto, chiedo scusa perché ho perso qualche parola alla fine. Allora, dunque io mi chiamo appunto Giustina Veneziano, sono psicologa psicoterapeuta ed utilizzo questo strumento, questa pratica, l'ipnosi, da moltissimo tempo. Ho fondato a Torino una scuola, un centro di ipnosi medica, il CIM, che insegna ormai da tanti anni come utilizzare questa pratica agli operatori sanitari. Ci tengo a sottolineare questo perché l'ipnosi è una pratica clinica, è una pratica medica, quindi viene utilizzata come strumento nell'ambito delle professioni mediche. La si può utilizzare però anche, e con risultati meravigliosi, per l'empowerment, per la crescita personale, insomma, per accrescere e migliorare le proprie capacità, e questo è un utilizzo che viene molto richiesto anche in ambito clinico. Io in studio lo utilizzo per affrontare moltissime problematiche, dall'ansia agli attacchi di panico, alle fobie, le dipendenze, per chi voglia smettere di fumare, piuttosto che non so, abbia paura di prendere un ascensore piuttosto che di volare su un aereo. Quindi le applicazioni sono veramente moltissime, poi ci sono anche applicazioni un pochino più ludiche. Possiamo vedere ad esempio in vari spettacoli televisivi l'utilizzo dell'ipnosi come ipnosi da spettacolo, poi c'è l'ipnosi che viene utilizzata in ambito sportivo, e io collaboro da diverso tempo con l'AXI, che è appunto diciamo uno spin-off del CONI, e utilizzo l'ipnosi con gli sportivi. In ambito sportivo si può utilizzarla ad esempio per accrescere la motivazione, per lavorare, per contrastare la stanchezza, la noia a volte, no? Dei vari allenamenti molto faticosi e ripetitivi, per focalizzarsi sull'obiettivo. La si utilizza con gli studenti ad esempio, che devono affrontare i loro esami, devono quindi sentirsi al massimo delle loro capacità, memorizzare in modo rapido, concentrarsi molto, focalizzarsi su ciò che stanno leggendo e studiando, e insomma le applicazioni sono veramente infinite.
io ho diciamo, scelto di utilizzare per questo corso che stiamo proponendo con l'Accademia, di utilizzarla in un ambito proprio più di crescita personale e, lasciatemi anche dire, un pochino spirituale, nel senso che è possibile attraverso l'ipnosi, ed è uno strumento efficacissimo in tal senso, anche entrare in contatto con la parte più profonda dei nostri pensieri, entrare in contatto con l'inconscio e utilizzare lo strumento in autonomia attraverso l'autoipnosi proprio per raggiungere determinati obiettivi. Ma di tutto ciò parlerò in maniera più dettagliata. Questa era in sintesi, diciamo, un'introduzione alle varie applicazioni dell'ipnosi. Io innanzitutto direi che cosa sia l'ipnosi, di che cosa si tratta, perché magari ne abbiamo sentito tanto parlare, ma non c'è un'idea precisa di che cosa si tratti. L'ipnosi è una modificazione di coscienza la quale si raggiunge attraverso diverse pratiche che sono proposte da un ipnotista, generalmente quindi un terapeuta, un medico, che si avvale di quelle che vengono definite tecniche di induzione, che sono delle chiavi che aiutano, diciamo così, la persona attraverso l'immaginazione ad entrare in uno stato modificato di coscienza. Cosa succede in realtà? In realtà succede questo: quando la persona è invitata ad immaginare intensamente un oggetto oppure una situazione, il nostro cervello modifica le sue onde di funzionamento e quindi anziché essere ad esempio in onde beta o in onde alfa, che sono pur sempre delle onde dove la persona è tranquilla, è rilassata, ascolta, quindi è attenta, si accompagna la persona a sviluppare quelle che sono le onde teta, che sono le onde più specifiche della trance, se non addirittura le onde gamma. Attraverso quindi questa modalità di lavoro del nostro cervello, la persona perde, dipende poi da persona a persona, però generalmente perde un po' la consapevolezza di quello che accade intorno, quindi diciamo che è pur sempre vigile, ma i suoni, i rumori, gli stimoli sono più distanti, meno coinvolgenti, quindi la persona sente comunque che c'è qualcuno che parla, che forse c'è una macchina che passa per la strada oppure un'ambulanza, eccetera, ma in quel momento è pienamente all'interno, diciamo così, del proprio mondo immaginativo e quindi non è disturbato da ciò che accade intorno. Che cosa possiamo fare di tutto ciò, no? A che scopo portare, accompagnare una persona a raggiungere questo stato di coscienza? Proprio, come dicevamo inizialmente, per scopi terapeutici, per scopi motivazionali, insomma per il miglioramento e per il cambiamento. Ed è questo che io proporrò. Dedicheremo inizialmente quindi alcune serate alla parte più teorica, racconterò in maniera approfondita quindi di che cosa si tratti quando si parla di ipnosi, come la si raggiunge, quali siano le tecniche di induzione e poi attraverso, diciamo, la possibilità di incontrarsi nelle 2 giornate in presenza e quindi dal vivo direttamente, perché comunque l'ipnosi è una pratica che richiede la presenza, sperimenteremo un po' tutto quello che sarà stato detto durante le lezioni teoriche. Lo scopo naturalmente non è quello di insegnare alle persone a diventare degli ipnotisti, questo vorrei che fosse assolutamente chiaro, anche perché innanzitutto non basterebbero le ore che abbiamo predisposto per questo corso, perché per diventare, per poter utilizzare l'ipnosi in ambito clinico e medico bisogna innanzitutto avere chiaramente tutta una formazione alle spalle medica o psicoterapica e poi fare molta pratica. Io sono tantissimi anni che insomma mi alleno, che faccio pratica, che incontro pazienti e quindi non si diventa, no, ipnosi terapeuti in una settimana. Però, e questa è la cosa
molto interessante secondo me, si può assolutamente imparare ad utilizzare l'autoipnosi. Quindi che cosa succederà? Che nelle varie pratiche che presenterò darò alle persone quello che viene definito, viene chiamato ancoraggio, cioè un condizionamento che può essere un gesto, che può essere una parola, che può essere un pensiero, e a quel punto la persona, richiamando questo gesto, magari a casa propria, in un luogo tranquillo, o quando deve fare, non lo so, un esame, no? Deve sostenere un esame, eccetera, richiamando quel gesto, quella parola, entra in uno stato modificato di coscienza che sarà simile a quello che avremo insieme creato durante i laboratori. Quindi lo scopo essenziale di questo nostro corso è proprio questo, di entrare un pochino nel mondo dell'ipnosi, di comprendere in maniera più tecnica, quindi più scientifica e più precisa di che cosa si tratti, e comunque poi di andare a casa mettendo nella valigetta degli strumenti, no, per il benessere, per il proprio empowerment, uno strumento in più. Molto bene. Se volevo sì. Quindi è adatta a tutti questa forma di insegnamento, quindi di pratica? Sì, è una pratica che è sicuramente adatta a tutti e non vi sono controindicazioni. C'è da dire una piccola cosa: ci sono alcune persone, ma persone che hanno delle problematiche serie, delle problematiche psichiatriche, che magari sono già in stato dissociativo perché appunto hanno non lo so, una schizofrenia piuttosto che un disturbo di personalità. Allora con queste persone è sempre meglio non utilizzare l'ipnosi, o se la si utilizza in maniera molto diciamo con grande attenzione e professionalità, perché si possono creare dei danni nel cervello di una persona già dissociata per una patologia psichiatrica. Tolta, diciamo, questa fetta di popolazione e quelle persone che sono proprio refrattarie perché non entrano in alcun modo in trance, ma questo semplicemente perché non sono predisposte o perché non ci credono, perché insomma per vari motivi, ma sono veramente poche queste persone, più chiamiamole così, refrattarie. Circa il 70-80% della popolazione può essere indotta in trance ipnotica, però bisogna fare una grande e importante differenza. Soltanto il 10-15% di queste persone che possono essere indotte raggiungeranno quella che viene definita trance sonnambulica. La trance sonnambulica è in assoluto la più profonda, è quella trance che quando la persona si ritrova in quella modificazione di coscienza non percepisce il dolore, quindi vengono bloccati i centri del dolore, non ricorda, quindi produce amnesia, quindi al risveglio, chiamiamolo così, al risveglio non ricorda che cosa sia accaduto durante la trance, e poi vi sono tutta una serie di fenomenologie incredibili, quali ad esempio le allucinazioni, quindi si creano stati allucinatori negativi e positivi, illusioni, e poi manifestazioni bellissime, meravigliose, quali ad esempio la catalessi. Io vi suggerisco ad esempio l'idea del ponte catalettico. Non so se abbiate visto in qualche spettacolo televisivo la valletta che diventa rigida, che poi viene sostenuta magari da due persone o appoggiata su due sedie, facendo quello che si chiama ponte catalettico, e dove poi l'ipnotista si siede oppure addirittura cammina. Ebbene, tutto ciò è reale. Chiaro, viene utilizzato in quell'ambito come ipnosi da spettacolo e per intrattenimento, ma è tutto assolutamente reale, avviene tutto questo ed fa parte delle potenzialità della nostra mente. Noi abbiamo capacità infinite che talvolta non sfruttiamo proprio perché non sappiamo come accedervi, e quindi l'ipnosi è uno di questi strumenti, una di queste pratiche meravigliose che permette alla persona di entrare in profondo contatto con se stessa, con le proprie abilità, con i propri talenti.
Quindi detto ciò, questa 10-15% di popolazione sonnambulica è senz'altro ipnotizzabile e ben venga, perché se la persona capisce le potenzialità dello strumento e capita, tra virgolette, nelle mani giuste, cioè nelle mani di un ipnotista che sia anche uno psicoterapeuta o un medico, tutto meraviglioso, si accelera il processo della cura, no? del trattamento, diventa tutto molto più semplice, diciamo così. Poi c'è l'altra fetta di popolazione che sta al centro, no? Fra i refrattari e le persone altamente sensibili, che sono le persone che raggiungono una trance vigile. La trance vigile è un continuum, abbiamo persone che entrano in una trance che è poco più che un rilassamento, e poi man mano in questo continuum arriviamo fino alle persone molto molto abili che non entrano in trance sonnambulica, ma ad esempio realizzano l'analgesia, e quindi quando sono in trance non sentono il dolore. Queste persone che raggiungono la trance vigile sono assolutamente consapevoli, fra virgolette, di tutto ciò che accade, quindi sentono tutto, ricordano tutto, e è più semplice sotto un certo punto di vista lavorare con queste persone per il terapeuta, perché c'è un'interazione maggiore, c'è il ricordo dopo la trance, eccetera. Queste sono un po', grosso modo, in maniera un po' grossolana, le tipologie di trance. E quindi, per rispondere alla tua domanda, Ernesto, sì, tutti siamo ipnotizzabili, e poi c'è da dire che ci sono persone che magari perché hanno un po' paura, perché sono scettiche o perché non credono che lo strumento possa essere utile, o non si sottopongono, o se vengono ad esempio in studio hanno un po' un'area di sfida, no? Ogni tanto vediamo un po' se sei capace a ipnotizzarmi. Però detto ciò, la cosa fondamentale è la relazione. Quindi nel momento in cui si rientra in relazione empatica con la persona che si rivolge a noi, abbiamo già abbattuto, diciamo, gran parte, no, delle di tutte quelle remore che non ci porterebbero a ipnotizzarci. E quindi una volta entrati in relazione si entra in un rapporto di estrema, di grande fiducia perché il paziente o la persona che si sottopone all'ipnosi si affida completamente all'ipnotista, ma ci tengo assolutamente a sottolinearlo e a dirlo, si affida, c'è questa grande fiducia, ma il soggetto non è in alcun modo nelle mani dell'ipnotista, quindi non c'è una suggestionabilità, naturalmente, chiamiamola anche fascinazione se vogliamo, per richiamare un po' insomma le epoche passate, ma non c'è minimamente manipolazione. Questo dipende ovviamente anche dall'operatore, ma quando la persona è in trance, anche se è in trance sonnambulica, quindi quella trance in cui non ricorda più nulla, in cui non sente il dolore, in cui magari ha delle allucinazioni, ebbene, c'è sempre un sistema di credenze interne personali, quello che noi chiamiamo un po' l'osservatore nascosto, che non permette all'operatore di manipolare la persona, di farle fare quello che vuole, no? Quello che vuole l'operatore. Cioè, se io chiedo a una persona di fare una cosa che non entra nel sistema delle credenze di questa persona, che eticamente questa persona non condivide, che quindi non farebbe da sveglio, diciamo così, ebbene non lo farà nemmeno in trance. E questo è fondamentale, perché l'ipnosi è liberatoria, non è una costrizione. Certo che sì. Ho sentito infatti che viene usata anche per l'anestesia, per chi non può sopportare appunto gli anestetici, no? Esattamente, è chiaro che può essere utilizzato l'ipnosi, diciamo, per l'anestesia soltanto in quel 20-25% di popolazione che dicevamo, quindi un 10-15 di sonnambulici che realizzano tutti indistintamente l'anestesia
ipnotica, e un 10% di quegli abili, cioè di quei vigili molto molto abili. Ecco, in quel 20-25% di persone è possibile, ad esempio, andare dal dentista senza fare l'anestesia, tanta roba, no? Direi meraviglioso. È possibile, quando si ha mal di testa, fare l'ancoraggio e farsi passare, non so, l'emicrania piuttosto che il mal di schiena, il male alla sciatica, o tutti quei dolori che a volte sono un po' anche invalidanti, no? Certe volte. Io ad esempio sto seguendo proprio in questo periodo una ragazza che per anni e anni nel periodo estivo aveva 3, 4, 5 emicranie a settimana, proprio nel periodo da maggio a settembre. Ebbene, siamo riusciti con l'ancoraggio, con l'allenamento, eccetera, a ridurre drasticamente, notevolmente, il numero di questi momenti così faticosi, e ora quest'estate, diciamo così, ha avuto 3-4 mal di testa, mi raccontava, al mese. Che detta così sembra, no? No, siamo passati da una ventina a 3-4, quindi lei può adesso uscire con gli amici, può andare ai concerti, può fare la vita di una ragazza che insomma normalmente ha la sua socialità, eccetera, mentre prima era molto molto, diciamo, da quel punto di vista aveva delle problematiche importanti. Poi dimmi tutto. No, continua pure, continua pure. Fammi pure delle domande, così stavo leggendo nel tuo programma che c'è anche una parte dedicata alla storia dell'ipnosi. Sì. Da quando parte questa pratica? Ma certo, questa è una domanda bellissima, perché mi permette di dire che l'ipnosi parte da quando nasce l'uomo praticamente, tant'è che noi entriamo in trance più volte nell'arco della giornata in maniera spontanea, senza rendercene conto, oppure se ci rendiamo conto che siamo in una fase un po' particolare e non sappiamo dare un nome, no, a questa cosa che ci sta accadendo. In realtà è esattamente una sorta di trance ipnotica. Quando siamo molto concentrati su qualcosa che stiamo facendo, se stiamo leggendo un romanzo che ci coinvolge particolarmente, quando ascoltiamo una musica che ci evoca dei ricordi lontani o che ci piace molto, non lo so, quando guidiamo ci ritroviamo senza neanche accorgercene in un luogo, no? E non ricordiamo quale sia stata la strada che abbiamo fatto negli ultimi minuti. Ebbene, tutti questi sono esempi di dissociazione, no? Quando ad esempio immaginiamo ad occhi aperti e quindi per qualche minuto non ci rendiamo conto di quello che accade intorno a noi. Tutti questi sono esempi di dissociazione, perché è bene dire che la trance ipnotica è una trance dissociativa, però mentre per diciamo la dissociazione ad esempio nel paziente psicotico, psichiatrico, si tratta di dissociazione appunto patologica, la dissociazione che si raggiunge con l'ipnosi è una dissociazione che viene chiamata ipnotica appunto, ma che è sana, è un qualcosa che nutre il nostro cervello, che ci fa stare bene, che ci rilassa, che stimola le nostre abilità e le nostre capacità. Però è pur sempre una dissociazione, questo è importante dirlo, perché si dissocia, diciamo così, la mente dal corpo nel mentre. Il corpo quindi può ad esempio essere presente nel qui e ora, la persona sente il peso del corpo, sente il contatto del corpo con la poltrona che la sostiene ad esempio, ma la mente si dirige da qualche altra parte, a volte si dirige al di là dello spazio e del tempo, come mi piace dire, e magari va in regressione e quindi raggiunge o età passate della vita attuale, e si utilizza moltissimo questa pratica
nella terapia psicoterapeutica. Perché? Perché ad esempio si può andare, non so, all'origine di un trauma, si può andare a un momento molto particolare della vita per rielaborarlo. E poi, e questa fa parte un po' dei miei interessi, no? E poi si può anche andare dietro, diciamo, con l'accompagnamento dell'operatore, o addirittura spontaneamente si può regredire anche alle cosiddette vite passate. Allora, io chiaramente da clinico non assumo una posizione, anche se ho ovviamente le mie credenze, però preferisco mantenerle, no, per me. Quindi ognuno di noi ha le proprie credenze e può pensare di tornare indietro o a una vita passata o a un tempo irreale e immaginario. Questo ovviamente non lo discutiamo qua in questa sede. Però assolutamente, anche quando la persona va in trance e regredisce, no? Magari nell'Ottocento o nel Settecento, eccetera, si raccoglie poi alla fine della seduta, si raccoglie tutto quello che è emerso e lo si utilizza poi nella terapia, perché chiaramente è tutto prodotto della mente della persona. E se viene fuori un qualche cosa, come spesso viene fuori durante la terapia, no? Che la persona vada in una trance regressiva, a volte, ad esempio, si richiama un trauma della vita attuale, ma che in qualche modo viene vissuto con un contenuto simile, ma in un'altra epoca. E allora si può lavorare anche su quello. Beh, cito Brian Weiss, che ovviamente tutti conoscerete, che ha lavorato tutta la vita, no? con le regressioni alle vite passate, diciamo così, in ambito clinico. Certo. L'archetipo ti evoca qualcosa? La parola archetipo? Allora, tutto ciò che è archetipo, tutto ciò che è simbolico, simbologia, la metafora, il linguaggio metaforico, tutto questo è assolutamente parte fondamentale dell'ipnosi. Per comunicare con l'inconscio ci avvaliamo noi operatori soprattutto di un linguaggio simbolico e metaforico. La metafora arriva dritta al punto, quindi diciamo così che bypassa la mente, e infatti a noi terapeuti non interessa, ipnoterapeuti non interessa tanto lavorare sulla mente di superficie, ma andare in profondità. Ci sono delle tecniche ben specifiche, delle tecniche di comunicazione ipnotica che sono quelle ideali, no? Per entrare in comunicazione con la parte più profonda. E ad esempio è bene non parlare al passato o al futuro, perché per l'inconscio esiste soltanto il momento presente, c'è una sorta di regressione all'infanzia, quindi il linguaggio possibilmente dovrebbe essere un pochino più dolce, più accogliente, se si ha un certo scopo, se si ha un altro obiettivo può anche essere quello direttivo, no? Genitoriale, e comunque ci sono tutta una serie di modalità precise, ad esempio utilizzando i simboli e il linguaggio metaforico. E il linguaggio metaforico noi possiamo chiedere a un bimbo, mi è capitato proprio recentemente con le verruche sui piedini, di immaginare che quelle verruche cadranno così come cadono le foglie in autunno e risolvere la problematica, no? In qualche settimana. Splendido. Volevo dire, all'interno dell'Accademia ci sono magari persone che fanno tanti corsi e quindi magari hanno difficoltà poi a mettere insieme tutto il materiale, no? L'ipnosi può aiutare a fare un po' d'ordine in questo contesto?
Ah, certo, questa può essere una meravigliosa sfida. L'ipnosi aiuta moltissimo ad organizzarci mentalmente, a dare, diciamo così, una conseguenzialità alle, diciamo, alle informazioni apprese, aiuta moltissimo a memorizzare, a focalizzarci, a essere più attenti e concentrati, quindi direi proprio che potrebbe assolutamente essere utile da questo punto di vista. Le applicazioni sono veramente infinite e l'ipnosi è trasversale, perché è possibile abbinare e unire le pratiche di ipnosi, direi, vabbè, non voglio dire a tutto, ma a molte cose, no? È possibile danzare in ipnosi, è possibile studiare in ipnosi, fare sport in ipnosi, è possibile mangiare in ipnosi per mangiare meno e perdere peso, è possibile suonare uno strumento in ipnosi e quindi essere più concentrati e vincere ad esempio l'ansia da prestazione e quindi essere più diretti, più a proprio agio con le persone, meno timidi, insomma chi più ne ha più ne metta, no? Queste sono le infinite applicazioni dell'ipnosi, quindi direi di sì, che potrebbe essere un ottimo strumento per mettere insieme tutte le informazioni che l'Accademia proporrà nei suoi corsi. E permette anche di non perdersi quindi nella vita, quindi recuperare un po' quello che è il senso interiore, il talento, chiamiamolo come vogliamo, il proprio percorso. Allora, certo, allora ci tengo a dire una cosa perché è importante, nessuno purtroppo, mi piacerebbe, ogni tanto lo dico ai pazienti, no? Mi piacerebbe tanto avere la bacchetta magica, l'ipnosi non è magia, l'ipnosi può essere risolutiva in certe situazioni, ma perché si agisce, perché si fanno tante cose, perché ci si mette in discussione, perché si fanno dei percorsi. Allora ecco che l'ipnosi è un quid in più che possa in qualche modo stimolare e motivare. Però se una persona viene da me e mi dice voglio diventare un violinista, un concertista e non ha mai suonato il violino, oppure è un po' scarso nel suonarlo, vabbè, faremo qualche cosa insieme, ma sicuramente l'obiettivo non lo raggiungeremo, no? Questo adesso è una battuta, ma a volte succede che l'ipnosi venga un po' vista come l'ultima spiaggia, no? Fatto questo e quell'altro, sono andata di qua, sono andata di là, mi rimane solo lei. No, questo non è un buon atteggiamento, no, nei confronti dell'ipnosi. L'ipnosi è una pratica, aiuta tantissimo a migliorarci, sicuramente a entrare in contatto con il nostro io profondo, e poi è una pratica anche meditativa, quindi anziché fare yoga o insieme allo yoga, insieme alla mindfulness e ad altre pratiche di meditazione, non so, meditazione trascendentale, entrare in una dimensione di trance profonda, quindi in contatto con se stessi, ed è una pratica che quindi io consiglio assolutamente a tutti. Bene. Molto bene. Diciamo sì, che le cose da dire sull'ipnosi sarebbero infinite, no? Sarebbero tantissime. Sì. Però avremo modo durante questo corso, no, di sviscerare sia dal punto di vista storico, come prima mi chiedevi. Pensa che l'ipnosi veniva praticata addirittura in antichità, no? Addirittura nella preistoria, sono stati ritrovati in Sardegna delle statue antichissime con gli occhi circolari, no? Come viene rappresentata un pochino nell'immaginario collettivo l'ipnosi, con gli occhi concentrici. Quindi insomma è senz'altro è una trance, poi è un tipo di trance che noi vediamo in antropologia in tanti luoghi, in tante parti del mondo, no? Dalla trance dello sciamano a quella del sacerdote, quindi insomma assolutamente l'ipnosi è sempre stata presente, ci ha accompagnato negli anni, è stata anche
un pochino, diciamo, contrastata, è stata un pochino screditata, tuttora può capitare purtroppo anche in ambito medico e scientifico che possa essere un pochino screditata. I detrattori dell'ipnosi dicono che si tratti solo di una buona tecnica di rilassamento, ma poi quando magari vengono a fare i corsi, no, nella nostra scuola si rendono conto, toccando con mano, vedendo i pazienti che vengono a fare le dimostrazioni, eccetera, che l'ipnosi è ben più che rilassamento, è una vera e propria modificazione di coscienza e attraverso l'ipnosi si ottengono dei cambiamenti che sono duraturi, che durano tutta la vita. Sì. E poi c'è da dire che si crea anche una relazione particolare fra il terapeuta e il soggetto, perché ad esempio io lavoro molto a obiettivi, quindi oltre a fare una terapia, diciamo, classica, poi che ha un inizio e una fine, come è giusto che sia in ogni terapia, magari la persona ritorna, no? Dopo qualche anno, dopo qualche mese, perché rimane proprio un contatto profondo, si entra in quell'empatia che in assoluto l'ipnosi promuove e magari si diventa, non voglio dire un punto di riferimento, ma non il terapeuta, l'ipnosi diventa un punto di riferimento, diventa uno strumento che uno può utilizzare tutte le volte che ne ha bisogno. Sì, una forma di connessione nella propria storia personale, praticamente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, noi quindi dedicheremo, diciamo così, alla pratica quelle 2 giornate in presenza e ho tenuto particolarmente ad inserire nel programma, no, queste 2 giornate in presenza perché effettivamente l'ipnosi va fatta di persona, ci deve essere un contatto, c'è comunque un qualche cosa, no, che passa un'energia fra l'operatore e la persona che, diciamo, che si sottopone all'ipnosi, che è bene che sia vissuta e sperimentata dal vivo. Poi per carità si può anche utilizzare l'ipnosi online, lo faccio anche io indubbiamente, ma il contatto, io promuovo molto il contatto personale, no? Quello proprio in presenza, perché secondo me è importante questa parte. Certamente, ritengo sì, perché proprio c'è proprio il contatto con la persona. Esattamente. Bene, allora, riassumendo un pochino, abbiamo quindi questo corso di 6 lezioni, 4 teoriche, dove appunto tutti gli argomenti, diciamo, saranno approfonditi al fine, appunto, lo scopo è quello appunto di non tanto di diventare ipnotisti, oramai l'abbiamo capito, ma è di attingere alle proprie risorse, quindi chiaramente, senza pretendere di diventare chissà che cosa praticamente, ma di diventare chi si è. Ecco, ho perso le tue ultime parole, però sì, ti sei frizzata un attimo. Ho detto stavo dicendo che è uno strumento per diventare sempre di più ciò che si è in realtà. Bravissimo, meravigliosa questa definizione, se mi permetti te la ruberò perché è proprio questo, diventare il meglio di se stessi, no? Raggiungere la migliore performance, raggiungere il migliore livello di motivazione, insomma è proprio a questo che serve l'ipnosi, per avere più fiducia in se stessi, per avere più autostima, per accettarsi, no? Le pratiche di accettazione sono importantissime, anche con l'ipnosi si lavora in tal senso, quindi sì, è tutto ciò ed è anche molto altro. Diciamo che cercherò durante questo corso di dimostrare il più possibile come io anche interpreto l'ipnosi, quindi le ricerche che faccio sul campo, farò vedere, proietterò dei video dove ci saranno dei pazienti che mi hanno concesso di dimostrare
fino dove si possa arrivare con l'ipnosi, quindi ci sarà proprio una parte anche pratica, visiva, e questo secondo me è molto importante, perché quando si vede effettivamente il fenomeno, allora si capiscono veramente tante cose, no? E poi agiranno quindi anche i neuroni specchio, naturalmente, che sono grande parte dell'ipnosi, perché osservando come funziona sugli altri si è più aperti, no? Ci si apre di più e si raggiungono degli ottimi risultati. Quindi faremo vedere appunto tutte queste immagini e sarà credo un corso molto interessante, perché cercherò di renderlo molto interattivo e di coinvolgere quindi i partecipanti passo passo. Certo, step by step. Step Quindi, by step. ripetiamo la data dell'inizio, il 13 settembre del 2024, 19 e 21, 4 lezioni teoriche, e 16 e 23 novembre dalle 15 alle 19, sabati, a Bologna, dove appunto Giustina entrerà in una relazione più vicina con i partecipanti al corso, e quindi si conclude un po' questo percorso. Non so se Cesare ha ricevuto delle domande per Giustina. No, ci sono degli apprezzamenti, però domande non ce ne sono. Perfetto. Va bene. Perfetto, allora io ringrazio Giustina per il tempo che ci ha dedicato, per averci spiegato così dettagliatamente, anche per chi non conosce l'ipnosi, perché di scettici ce ne sono tanti, suppongo, nel tuo campo, no? Assolutamente, come in tutti i campi del resto, no? Campi, Però certo. diciamo che sono molto stimolanti gli scettici, perché ci aiutano ad approfondire e a migliorare sempre di più. Assolutamente. È una bella sfida anche quella degli scettici. Esatto, sono le persone sì che mi piacciono anche a me, perché comunque è una sfida per loro, ma è una sfida anche per chi li deve accompagnare in un qualche modo, no? Quindi è uno sbilanciamento in cui bisogna trovare un punto di incontro. Bene, allora, grazie Bene. Giustina, grazie Cesare. Grazie. Come vi dicevo, questo è l'ultimo appuntamento della stagione, e dopodiché riprenderemo con i nostri giovedì dell'Accademia a settembre, ma nel frattempo accademiastudiermetici.it continua a lavorare, e stiamo già anche lavorando in anticipo per il 2025. Mettiamo le mani avanti. Molto bene, io ringrazio voi per l'ospitalità e arrivederci a settembre a questo punto. Certamente. Grazie Bene. Cesare. Buona serata a tutti, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao, arrivederci. Ciao ciao ciao.